Buonasera, buonasera a casa, buonasera a questo pubblico che è numeroso nonostante a mia insaputa oggi, ma sono ben felice, e buonasera a Enrico che quest'oggi mi accompagnerà al posto di Dario nella conduzione. Oggi parliamo di Federazione Pugilistica Italiana e di Federazione Italiana Rugby, quindi due sport molto importanti, abbiamo tantissime cose da raccontare, quindi dovremo anche correre visto che ci sono molti eventi di cui parlare. Partiamo con le presentazioni, quindi alla mia sinistra abbiamo Luciano Favero, Presidente Comitato Regionale Veneto, Federazione Pugilistica Italiana. Un applauso, grazie. Nicola Bortolomei, Presidente Marketing, responsabile marketing Federazione Pugilistica Italiana. Bonifacio, consigliere del regionale Veneto della Federazione, sempre Pugilistica Italiana. Facciamo un applauso anche a Paolo. Gianluca Filippi, consigliere regionale Federazione Pugilistica Italiana. Poi abbiamo Gino Freo, maestro benemerito della Federazione Pugilistica Italiana e dell'Associazione Box Piovese. E una donna, Enrico, te la lascio presentare a te. Grazie, Malipiero Monica, tecnico Union Box Mestre. Buonasera a tutti. Poi abbiamo Gianluca Galzerano, ufficio stampa della Federazione Italiana Rugby, Comitato Regionale Veneto. Ed infine Corrado Covi, direttore sportivo del Petrarca Rugby, nonché consigliere regionale FIR. Allora, finché la regia non ci comunica, perché abbiamo una telefonata abbastanza urgente tempisticamente, perché il presidente del comitato regionale della Federazione Rugby appunto l'avremo in collegamento in quanto non qui presente perché è impegnato in sala operatoria, quindi la telefonata arriverà, è stata concordata proprio tempisticamente. Iniziamo a parlare comunque con Luciano Favaro. Cosa ci puoi dire della Federazione Italiana Pugilistica Italiana riguardo sia il maschile e il femminile di questi due importanti campionati? Uno già concluso, il femminile, e il maschile invece che è partito sabato 26. Credo che sono due novità e tutto sommato fino adesso, al di là dei risultati, sono positivi. Perché arrivare secondi in un torneo nazionale femminile di box per la prima volta è una meta importante, non solo per una vetrina della box femminile, ma anche un risultato, nel senso che si sono impegnati per realizzarlo. Luciano, guarda, ti interrompo subito perché hanno comunicato che abbiamo in linea Marzio Innocenti, Presidente Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana Rugby. Ciao Marzio. Ciao Marzio, grazie per la tua disponibilità perché sappiamo che sei molto impegnato. Ti chiediamo com'è questo movimento rugby, come sta andando questo derby che avremo sabato, di cui dobbiamo ancora parlare perché anche noi siamo un pochino in ritardo questa sera, quindi dobbiamo ancora parlare, però cosa ci vuoi, il messaggio che ci vuoi lasciare? E poi a fianco a me, tu non so se lo sai già, c'è Enrico Daniele questa sera in co-conduzione con me. Lo saluto tutti quanti voi, ti ringrazio della disponibilità. Il movimento rugbyistico veneto sicuramente vive un momento particolare di crescita certamente, ma anche con tante incognite. Si è passato un mese e mezzo di discussione per cercare di rifare i dogi, si è capito che in questo momento, in queste condizioni non si possono fare, ma si può in futuro pensare a qualcosa che unisca le società venete sotto una stessa bandiera, anche agonisticamente parlando. Una piccola prova, se vogliamo, è questo Derby Day di sabato prossimo, che vede le 4 squadre di eccellenza lavorare insieme per fare una grande festa del rugby veneto. Speriamo principalmente che il tempo ci assista e poi speriamo, esatto, e poi speriamo che ci sia una risposta degli appassionati di rugby veneto, perché insomma tutti vorrebbero che si facessero questi dogi, però i dogi hanno bisogno anche di un certo tipo di sostegno e i veneti devono far capire se lo vogliono davvero o no, i veneti del rugby in particolare, e venire domenica allo stadio è come mettere una crocetta sul sì.
Speriamo insomma che sia di augurio, sicuramente in futuro ci sia questa grande squadra. Credo che Enrico voglia chiederti qualcosa. Sì, beh, per quanto riguarda il tempo, stamattina è stato assolutamente inclemente a Padova, il plebiscito era completamente allagato, si spera che per ci sono le piscine in sabato, fianco, quindi... si spera che per sabato sia a posto. Marzio, l'occasione del secondo Derby Day è appunto l'occasione per far vedere le 4 squadre di eccellenza alle quali manca il Benetton Treviso nel progetto d'oggi. So che tu ci tieni particolarmente a questo progetto e giusto domenica scorsa, se non erro, hai dichiarato proprio che, no, alla presentazione, scusa, del Derby Day hai dichiarato che per te è un progetto di primaria importanza. Io vorrei un po' che tu sottolineassi questo aspetto. Hai detto che, mi sembra di aver sentito che hai detto che non tutti i presidenti o non sono d'accordo o hanno qualcosa ancora da mettere a posto. Cosa manca perché il progetto si concretizzi? Che possa decollare. Un progetto di questo genere non è che si può mettere in piedi in 15 giorni, in effetti forse il grosso errore della federazione è stato quello di proporre una cosa dando dei tempi assolutamente minimi di 10-15 giorni per fare una cosa di cui ci vorranno probabilmente mesi, spero non anni, per farla. È evidente che una cosa di questo genere in alcuni dà entusiasmo, alcuni dà perplessità, ad altri dà preoccupazione. Ci vorrà un grosso lavoro, comunque intanto è importante che l'idea cammini. È, per quanto riguarda me personalmente, ma il Comitato Regionale Veneto, un obiettivo primario, principale, su cui lavoreremo intensamente. Non manca la Benetton, anzi la Benetton non manca proprio per niente, tanto è vero che venerdì sera, in occasione dell'ultima partita in casa della Celtic League, insieme a Giorgio Menapace, che è della proprietà del marchio dei Dogi, consegneremo la bandiera dei Dogi ad Amerino Zatta e alla Benetton, per cui la Benetton manca solo perché non gli viene permesso di fare l'eccellenza ai derby veneti, ma la Benetton c'è e ci sarà anche per i prossimi anni e per i prossimi eventi. Bene Marzio, allora noi ti salutiamo, dobbiamo andare avanti, grazie per la tua disponibilità, speriamo che appunto questo progetto nei prossimi anni ci sia e in bocca al lupo adesso a tutte le 4 squadre che appunto sabato si contenderanno insomma questa partita del campionato di eccellenza. Ciao Marzio e grazie. Grazie a te, ciao, buona serata, Ritorniamo a te Luciano, abbiamo interrotto il discorso, stavamo parlando del campionato femminile che è già concluso, che è andato bene, il maschile in partenza. Il maschile è in partenza, diciamo, siamo alla seconda gara. Anche qui, tutto sommato, al di là dei risultati che sono non molto favorevoli a noi, ma credo che sia un problema di inesperienza soprattutto, nel senso che anche per noi è una novità, insomma. Prima eravamo abituati a avere i singoli pugili delle singole palestre che partecipavano ai campionati nazionali, eccetera. Invece adesso ragionare di squadra nella mentalità veneta è tutta, come diceva anche Innocenti prima, è tutta da conquistare, insomma, il lavoro di gruppo. Però stiamo lavorando bene, nel senso che abbiamo messo a servizio di questa idea i migliori tecnici che abbiamo, insomma, il maestro Freo che è qui presente, che insomma, dopo sentiremo. che sentirete, che si è dato da fare. Abbiamo insieme con Bettini, che è il suo aiutante, che sono 2 tecnici validissimi. Abbiamo ancora da superare anche noi alcune difficoltà con i tecnici delle singole società, perché i pugili sono come le fidanzate, insomma, uno è geloso della sua fidanzata e quindi no, vorrebbe essere solo lui, però invece dobbiamo capire che questa è una mentalità che andava bene per un certo tipo. Oggi si vince se si fa gruppo, se si fa squadra, se si fa team, insomma, no? Quindi diventa appetibile anche sul mercato del marketing, e poi Bartolomei ci intrattiene questa cosa qua. Anche perché noi siamo uno sport che deve uscire da questa immagine, come dire, di vecchio, insomma, di stantio, di violento. Questo è stato un po' il progetto che ha voluto Roberto, comunque lui ha spinto tanto, sì, Roberto Camarelli, che dopo molto probabilmente sentiremo anche lui più tardi. Difatti è come quando le cose non vanno bene, ma per fortuna stanno andando bene, speriamo che vadano molto meglio in futuro, è come prendesse un brutto pugno, insomma, quando sente che ci sono delle difficoltà, però capisce che la scuola guida non è che puoi andare subito in Formula 1, insomma, no? Per quanta esperienza
si abbia su altri tornei. Quindi ci segue passo passo, ci consiglia, si incazza anche con noi, perché no, insomma. Perché è pericoloso anche se si arrabbia troppo. È pericoloso, sì, ma per fortuna è per telefono, quindi a distanza, fate tempo a scappare. No, però noi siamo convinti che i risultati verranno. Sabato abbiamo fatto questa seconda gara, ma la prima intera veneta. Devo dire che dobbiamo fare un plauso alla società che ha organizzato la Piovese, perché al di là dei costi, del peso, dei sacrifici, organizzare una cosa del genere non è stato impegnativo su due cose, e quindi credo che oltre all'incombenza di essere il coach, chef della squadra, del team, il maestro Freo ha dovuto anche seguire all'angolo i pugili che conosce, perché ormai è da tantissimi anni nel settore, ma sono allenati da altri tecnici bravissimi, però non è sempre la stessa cosa. Però diciamo che siamo andati benino, e speriamo molto, almeno lui è fiducioso e anche noi con lui, che a Padova l'11 maggio le cose vadano bene. Cercheremo di mettere in campo i migliori pugili che abbiamo nel Veneto, e ci sono, e quindi speriamo di fare bella figura e poi andare a Verbania. Qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è quello di passare alla fase successiva, dopo i quarti, passare alle semifinali. Non è facile, abbiamo problemi economici perché siamo poveri come settore, penso che sia un dato che accomuna tutte le società dilettantistiche, eccetera. Però insomma noi ci crediamo, poi speriamo che l'anno prossimo le cose vadano bene, insomma. Bene, sentiamo Nicola cosa ci puoi dire. Nicola Bartolomei, responsabile marketing della Federazione Pugilistica Italiana. Questo movimento come sta crescendo, visto che lo vedi più appunto da un vista a livello nazionale, anche sicuramente ha un rapporto anche più diretto forse con Roberto su questa organizzazione? Allora, il movimento pugilistico è in fortissima crescita, tra l'altro anche per quanto riguarda i giovani, dove la federazione, quindi vediamo anche presente con qualche campioncino. Sì, esatto, tra l'altro inizia proprio dopodomani un trofeo che è il trofeo Azzurrini, è un trofeo indetto un torneo indetto dalla Federazione Pugilistica ad invito, pertanto sono i migliori rappresentanti del territorio nazionale che parteciperanno a questo torneo, sono i futuri Camarelle, i futuri Russo, ce lo auspichiamo tutti quanti. E il movimento in crescita, come in tutti gli sport, mancano le risorse economiche. Però anche presa sul pubblico comunque come sport, come lo stesso anche rugby, sono due sport che comunque hanno un appeal anche sul pubblico. È un momento di difficoltà economica, e tutti lo riconosciamo sul territorio nazionale, e in questo momento le società che hanno fatto un buon lavoro nel passato chiaramente stanno ricavandone i frutti, ovvero l'immagine anche del pugilato, della semplice riunione di pugilato non deve essere fatta all'interno delle palestre, ma deve essere fatta nelle piazze, cosa molto importante, perché se vogliamo che poi avere e chiedere dei finanziamenti piuttosto che delle sponsorizzazioni, è necessario far conoscere la nostra attività. Quando la fai all'interno delle palestre purtroppo hai solamente gli addetti. Altra cosa importantissima che tutte le società organizzatrici dovrebbero fare è quella di promuovere l'attività, promuoverla sul territorio. Ecco che una Talent League comunque in questo momento del torneo di Camarelle ha alle spalle un'agenzia che cura tutta l'immagine di questo torneo e pertanto dà il supporto a chi poi organizza sul territorio. Anche questo è molto molto importante per le piccole società che chiaramente hanno bisogno di un sostegno economico. Di crescere, e anche di crescere. Quello che io dico è che lo do come diciamo, consiglio alle società del territorio, in questo caso del Veneto, del Triveneto, è quella di recarsi dagli imprenditori locali che hanno sul territorio, perché gli appassionati di pugilato che hanno 60, 65, 70 anni ci sono disposti hanno passato le nottate
a guardare i Griffith benvenuti, e pertanto se gli si propone magari la presidenza piuttosto che un incarico nel consiglio di amministrazione della società, hanno la possibilità di poter avere dei finanziamenti che danno chiaramente la possibilità di far più attività. Questo è il consiglio che mi sento di dare. Ok, proviamo a sentire Paolo Bonifacio, tu sei sì consigliere ma anche rappresentante dei tecnici veneti. Com'è questo rapporto di gestire tutte queste... È come gestire una squadra di atleti, perché comunque abbiamo dei tecnici con delle teste diverse, con molte problematiche. Com'è questo ruolo? Come lo stai gestendo? Come vedi che sta crescendo il Veneto? Tra l'altro abbiamo un tecnico donna anche qui presente che poi abbiamo presentato prima. Beh, innanzitutto diciamo il nostro è uno sport individuale e cercare di fare gruppo è un po' diciamo difficile, però ci accomuna tutti quanti una passione che è il pugilato. Per cui il linguaggio diventa abbastanza simile e converge poi nell'unione diciamo, dell'obiettivo di far conoscere la nostra attività ai giovani, ai ragazzi e così via. I nostri tecnici sono dei bravi tecnici, teniamo presente che abbiamo delle società qui nel Veneto che sono all'interno diciamo della graduatoria nazionale nelle prime 10 in assoluto. È difficile trovare tecnici? Avete difficoltà come possono avere altre federazioni oppure c'è una richiesta? Non è difficile trovare tecnici, è difficile trovare diciamo, il tecnico che sposa diciamo, la causa dello sport come fattore educativo per i giovani. Che cosa intendo? Spesso diciamo, si guarda lo sport solo dal punto di vista agonistico, però la grande maggioranza delle persone lo fanno diciamo, anche a livello amatoriale e noi dobbiamo puntare diciamo, su queste persone affinché ci possa essere poi un anello sono loro di che fanno congiunzione. crescere poi tutto quanto il movimento, anche la parte amatoriale. Esattamente, dalla parte amatoriale creiamo poi gli agonisti perché diciamo in mezzo a 10 persone che si avvicinano così perché vogliono curiosare un po' tra i ragazzini che cos'è il pugilato, possiamo creare poi il nostro campione, il nostro futuro Camarelle, Russo e così via. I nostri tecnici sono preparati perché si danno a fare, sono curiosi, vanno a vedere diciamo anche in altri sport. Io stesso vado magari a qualche seminario anche del rugby perché ho mio figlio che gioca a rugby e mi piace vedere cosa fanno, cosa non fanno, come si allenano, quali sono i rapporti. Invidio a loro il terzo tempo che hanno, nel vero senso della parola, come fatto di aggregazione diciamo dal punto Qui di vista... vediamo delle immagini, non so, ad esempio c'è anche chi ce lo vuole commentare, anche te Gianluca eventualmente, abbiamo delle immagini che penso siano delle ragazze, o no, non lo so, non riesco a... Qualcuno di voi riesce a individuare sì, che ne sono? Non so, Silvia dietro o Monica, non so se potete dirmi. È un'esibizione più che un incontro vero e proprio. Dimmi pure Monica, se tu sei un tecnico appunto della Union Box Mestre. Sono due ragazze che hanno iniziato il training agonistico, diciamo, e hanno provato l'ebbrezza di scambiare i guanti prima di una manifestazione. Infatti ci sono io che le seguo, non è previsto l'arbitro proprio perché si tratta di un'esibizione. È un po' la prima prova che si fa per superare anche l'imbarazzo, l'impasse, l'ansia che si ha a esibirsi davanti a un pubblico di spettatori, di gente che ti guarda, insomma. Ecco, come tecnico, solo ragazze, ragazzi, visto che adesso hai preso la parola ti chiediamo un attimino, poi torniamo da Gianluca Filippi. Alleni sia ragazze e ragazzi, come mai questa passione a un tecnico donna nella box che credo non siano tante, insomma non è così facile anche. Non ce ne sono molte, è vero. Allora, diciamo che all'inizio poteva essere un appiglio per attirare più la parte femminile. Parliamo di qualche anno fa, è una cosa che ormai è stata superata perché adesso le ragazze si avvicinano a prescindere se dall'altra parte come insegnante trovano un uomo o una donna. E comunque piace adesso la box? È una cosa che piace molto, diciamo che le donne da subito, da quando iniziano, hanno molta più costanza, molto più temperamento
precisione, volontà, sono un po' più serie nel prepararsi, cosa che magari i ragazzi, ecco, fanno un po' più fatica. Allora guarda, dopo sentiremo anche Silvia a riguardo, diamo la linea un attimo alla regia per la pubblicità e poi rientriamo in studio magari con Gianluca e riprendiamo il discorso.